Ancora non abbiamo visto niente, come si suol dire. Lo so, però in realtà devo dire che la situazione già, come dire, si avvicina alla bella stagione. Siamo pronti a vivere questa situazione con la bella stagione. E poi insomma l'estate, meraviglia, che cosa, insomma io non penso. Oh, c'è una telefonata, guarda, a caso è arrivata una telefonata. No, devo dire che io in effetti non aspetto assolutamente settembre. Non so voi, ma io non aspetto settembre. Pronto? Chi parla? Ha visto che ho messo la suoneria sua, Nunzia? Ma chi parla? Pronto? Qui? Pronto, Nunzia? Ma chi ha chiamato? Pronto? Come lei ha chiamato? Hai chiamato io? Sì. Pronto? Buongiorno. Chi si fa? Certo, buongiorno, signor Falle. Non mi riconosce. Buongiorno, sono impegnato in questo momento, sto lavorando. Che fa? Abbiamo dovuto chiudere l'agenzia di scommesse. E come mai? Perché non andava bene. Io ho fatto quella scommessa per tempo, c'è caldo, c'è freddo. Sì. Ho caldo la vicina da casa. Avete perso tutto. Perso un sacco di soldi. Senta, ma so che Ignazio sta pensando a mettere su una nuova azienda, una nuova attività. Sì, sapevo, insomma, della ditta di condizionatori d'aria. Sì, come lo sa lì? Me l'hanno detto. Sì, abbiamo comprato questi condizionatori della Russia. Sì? Sì. Insomma, russi sono Sì, no, ma sono tutti anghi però in realtà. No, i russi dalla Russia. Sì, sono della Russia, sì. Intendo questo, dalla Russia, Solo che dai è un contrario, capito? Dai, quando c'è freddo c'è da mungere un bottone al contrario, perciò ci sono gente che si stanno castellano, no? Alla notte, per esempio. Sì. E abbiamo montato uno qua a Librino. Ci fanno poi una famiglia che vengono a pigliare fino alle 4 di mattina, se volevano nascondere questa situazione, perché avevano trovato questa cosa convinta che va a fare fresco, stavano occupando, perché la notte e notte ci dice qualche 48 gradi, perché essendo russo un po' grave. Perché nella Russia, come dire, la soglia del dolore in noi uomini, la soglia del calore in Russia è diversa. Certo, dai, quando cercavano convocare ci pare che ancora ci posso dire tropicale. Ma la ditta che li produce non è in Siberia, no? No, completamente, no. Che cos'è questa Siberia? Sì, dico, la parte più fredda della Russia. Dove c'è il ghiaccio? Si chiama così? Sì, come si chiama? La Siberia. È bello posto. Ma è bello nuovo Siberia, invece è un posto così brutto. Sì, ma li producono lì? Li fanno in questo posto che infatti se sbagli a premere il bottone ci sono altri problemi. Perché per esempio se uno mungi ci metti 20, non è che sono 20 gradi normale, no. Io proprio 20 nel senso meno 20, no? Meno 20. Come se fuori ci fossero meno 20 e quindi riscalda. Praticamente un anno non sapevo, noi ce ne avevo montato 2 a casa, no? Sotto terra, un anno non sapevo il chilo. Lo trovavo tipo calamaro congelato. Ma come? Certo, c'erano i due e due succi che erano congelati, mi sono letto, mi schilo, sapevo che ero bene. Ma chi? Sempre Silvestro? No, Silvestro è ormai. No, ormai non si fa vivere ogni tanto, ormai per i fatti suoi, c'è la sua famiglia. Ok. È andato a vivere da solo. Sì, lo congelava. Come Silvestro non è che è un dopo normale, Silvestro è grande. Si chiama Silvestro perché è più grosso del gatto, capito? È più grosso del gatto. E il chihuahua come? È una chihuahua femminuccia. Sì. Si chiama Martina. Un nome adatto a un chihuahua. Come no, perché? Adattissimo. Perché? No, non ho capito, come la va a chiamare? Ma nel momento in cui dovessero nascere dei cuccioli, che cosa nascerebbe? Nascono o dei cani topo o dei topocani, che non si sa che cosa. Lo sai che mi ricordo qualcosa del passato questa cosa? Che cosa ci ricorda? Mototopo. Sì, Autogatto, me lo ricordo, me lo vedevo anch'io. Mototopo e Autogatto. Che meraviglia. Senta, signor Falli, che io devo andare a affittare una cabina. Dove? Ci affittiamo una cabina nelle parti di Brucoli. A Brucoli. Sì, a Brucoli, perché alle azzurre non osano, come hai visto, non dice non ci abbiamo cabine. Fanno un po' di selezione. Ma no, che non l'avevamo capito noi, che non ci possono a noi. Perché la vogliono solo gente fine, a noi ci passano troppo zanotti. Ma io credo che sia stato un problema legato alla disponibilità delle cabine. Ma non tanto per me, è stato per Ignazio, Ignazio si è presentato. Ma come ci è andato? Ignazio, non è che ti puoi presentare che quasetto, questo cavolo, scusami, con la cosa dei quasetti, io non so, i quasetti c'erano tutti i veri blu, se l'aveva dal ginocchio fino a caccagno blu, perché c'è scolonere i quasetti, per cui pareva tragico, se no i quasetti pare che aveva il quasetto stesso, no? Adesso non ti mettere i pantaloncini, mi metti solo un pantalone lungo, una cosa, quale? Se non ti mettere il bermudo, pareva tutta una cosa. E poi cosa aveva? No, c'aveva la canottiera, quella che lui usa, che se l'aveva sempre macchiata perché c'aveva le medaglie. Io c'aveva la medaglia, le medaglie. Come si suol dire, picchio bestia quando mangia, se fa varia tutto, che non fai con una mano,
ormai c'è con tutto romano, non capisci niente, no? Ma soprattutto, siccome ci porta friggida io non c'è da panza, no? Allora che fa? Si arrotola questa canottiera sulla panza, i seminni, fica la canottiera sotto i minni e rabbucchia i minni in modo che la canottiera non se ne cala più. Ma no! E ci resta, no, veramente, perché poi ci porta friggida una carina, dei rini, no? Ma che? E allora? E quindi tu si arrotola per non si fare suonare d'un godo. Ah, ho capito. E sta con la panza da fuori. È l'unico uomo al mondo che può guidare la macchina qua vi dico, perché devo vi dico prensele. Sta lì quando stesso, in che mano cerca? Con una mano Gigi D'Alessio tutto il tempo. E l'unghia del mignolo come c'ha? c'ha? Con la mano mette la freccia. E come c'ha l'unghia del mignolo? Molte pratiche. Molti pratiche. Torino la ringoiatra. Cioè? Per tutto cose. Orecchio, naso, gola, sì. È un po' come il Victorinox. Che cos'è il Victorinox? Il coltellino, quello là. Chiedo svizzero? Quello svizzero. Sì, ma io ci manca solo la fucchietta, poi c'è tutto. Poi c'è tutto. Ma la bussola c'è. La bussola? Sì, si mette una ucca lì e poi vedi che tempo fa, no? Che fa? Allicco io e lo metti in alto, in base a un tiro vento io sente fresco da un lato, dall'altro lato e capisci. Ma capisci da dove arriva il vento? Da dove se ne chirito. Ah, capisci. Nella vita è sempre importante sapere dove tiro vento. Sempre. Va bene. Grazie Nunzia. Grazie, arrivederci. Grazie.